Oggi l'Istituto Foderà riceve un premio dedicato al percorso di alternanza scuola-lavoro condotto dagli studenti nello scorso anno scolastico, premio bandito dalla Camera di Commercio di Agrigento e per il quale i nostri ragazzi sono classificati al primo posto. Il premio nasce da una fattiva collaborazione tra l'Istituto Scolastico e la Camera di Commercio di Agrigento, che da sempre, anche in tempi precedenti alla legge 107, ha collaborato con l'Istituto per percorsi che incentivassero la formazione dei nostri ragazzi su temi prettamente inerenti al loro percorso di studi. Nel percorso di amministrazione, finanza e marketing i ragazzi si sono sempre occupati di temi strettamente inerenti all'operato delle Camere di Commercio, per cui questa sinergia attivata sin dai tempi lontani ha prodotto quest'anno anche questo premio per i ragazzi, che va a premiare un lavoro ottimo condotto dai docenti che li hanno coordinati, la professoressa Ferlisi in particolare, ma soprattutto la motivazione degli studenti che in questo percorso hanno trovato davvero gli spunti anche per promuovere questa nuova metodologia, che è quella dell'alternanza scuola-lavoro, che la legge 107 ci impone, ma che in realtà, se ben utilizzata, può dare delle opportunità reali ai nostri giovani. Oggi in Camera di Commercio consegniamo il primo premio nella sessione Istituti Tecnici all'Istituto Michele Foderà. I ragazzi hanno realizzato un video promozionale dedicato alla creazione di start-up che ha consentito loro di effettuare un percorso di alternanza scuola-lavoro significativo presso la nostra sede camerale, presso gli uffici della Camera, e si sono contraddistinti per la qualità del lavoro fatto, ma anche per l'approfondimento professionale che hanno potuto realizzare nel corso dell'anno scorso presso la nostra Camera di Commercio. La Camera di Commercio ha istituito questo premio, denominato Storie di Alternanza, promosso da Unioncamere Italiana e dalla Camera di Commercio anche di Agrigento. Ne esiste una sezione nazionale curata direttamente dall'Unioncamere e una sezione provinciale curata dalla Camera di Commercio di Agrigento, che ha invitato tutti gli istituti scolastici della provincia a partecipare a questo premio, e oggi consegniamo il primo premio alla scuola Michele Foderà, che si è contraddistinta appunto a livello provinciale. L'esperienza di alternanza scuola-lavoro fatta alla Camera di Commercio è stata molto positiva e entusiasmante. Quale modo migliore se non l'utilizzo di un video per raccontare appunto questa bellissima esperienza? Noi abbiamo avuto la possibilità di partecipare a questo concorso bandito dalla Camera di Commercio e abbiamo avuto la fortuna, ma nello stesso tempo siamo molto soddisfatti di aver vinto e di essere arrivati primi.